Quest'anno Venezia una leggera flessione l'ha avuta, mentre cresce per esempio la provincia di Treviso o la provincia di Vicenza. Per la prima volta da moltissimi anni calano gli arrivi a Venezia. Il dato, rivelato dall'assessore regionale al turismo Federico Caner, non è ancora quantificabile con esattezza perché riferito alle stime per l'anno in corso. Ma l'inversione di tendenza, pur rispetto a un anno da record come il 2017, sarebbe netta. Ai veneziani non dispiace di sicuro. Devo dire che io a volte vengo a Venezia anche per motivi personali, non solo per lavoro, ed effettivamente il flusso turistico è notevole e posso capire anche l'arrabbiatura dei veneziani. Per questo dico che secondo me il turismo è importante, però va gestito. In primis, secondo me, la gestione delle grandi navi, perché effettivamente scaricare in massa in una giornata migliaia di persone qualche problematica lo può fare. Quindi il turismo nautico, cioè derivante dalle crociere, è importante, però va gestito e su questo si sta anche lavorando assieme al Ministero. Continuano invece a crescere nel 2018 alcune destinazioni alternative rispetto a quelle tradizionali. La provincia di Belluno sta registrando un più 6,7% di arrivi e un più 2,6% di presenze. In aumento anche i territori di Treviso e Vicenza. Nel Veneto in generale si registra un lieve calo degli arrivi e un lieve aumento delle presenze. Quest'anno è un anno di stabilità, però un anno di stabilità tenendo conto che veniamo da 4 anni di crescita consecutiva, tra l'altro con un 2017 che è stato veramente il boom record con 70 milioni di presenze e circa 19 milioni di arrivi. I dati sono stati diffusi dalla Regione in occasione della 17ª edizione di By Veneto, il workshop internazionale del turismo che ha visto radunarsi a Mestre 263 imprese venete per un totale di circa 450 operatori e 200 buyer internazionali provenienti da 45 diversi paesi. Il turismo resta la prima industria in Veneto con 17 miliardi di fatturato su un PIL regionale di circa 150.